Buongiorno, sono Maurizio Moschione, presidente del Collio Bike Team. Oggi siamo qui a Capriva, bel freddino, ma ce la faremo lo stesso per la prima gara del trofeo AXI FVG. Capriva Bike, cross country, 20 km, 400 metri di dislivello. La gara fa parte anche del nostro trofeo che si chiama primo trofeo transfrontaliero MTB Cup. Infatti il trofeo si consiste in 4 gare, appunto, di cui la prima è la Capriva, poi avremo Cormons, poi avremo la Marathon transfrontaliera che passerà il confine e andrà in Slovenia, e l'ultima sarà la notturna in giugno nel contesto di una festa a Cormons, nella quale premieremo anche il campione provinciale AXI per quanto riguarda il trofeo AXI. Il percorso ovviamente è un cross country, quest'anno abbiamo dato anche degli allunghi in modo che ci si può anche rilassare, per qualche pezzo abbastanza tecnico, discese e salite. Spero che ci sia tanta gente. Her brother's got a lover, his lover's got another on the side. Ain't nobody's business, we all need forgiveness. It's been laying heavy on my mind. If you got a secret, baby, I can keep it. Lock it up and swallow the key. 'Cause everybody's got a little something to hide. You can lay it all on me. Her mama used a Bible, her daddy used a bottle. Revival and survival made her run. She's
tutti, sono Daniel Mervig della Kikosis Team. Oggi ci troviamo qua a Capriva del Friuli per la prima del trofeo AXI. Siamo partiti stamattina con tanto freddo e tanta bora, tanto vento, e quindi è diventata subito una gara tattica. Si partiva subito qua con rettilineo contro vento e quindi era tutta un rincorrersi e cercare di risparmiarsi le gambe per il finale. Io ho provato ad andare via, non sono riuscito, poi mi sono messo dietro, mi sono messo a tirare, mi sono consumato praticamente e quindi mi sono fatto riprendere da due della categoria senior, però nel finale sono riuscito a spuntarla con lo sprint negli ultimi 50 metri, quindi ho fatto primo di categoria e sono contento. Arrivederci a tutti, ciao! Campagnolo Marcello, Feder Club Trieste. Oggi ci troviamo qua a Capriva. Allora, prima di tutto gara con il vento terribilmente fredda, soprattutto oggi. Giornata perfetta per prendere una bella ghiacciata. Comunque la gara è stata molto bella, fin da subito siamo partiti forti. C'era le prime salite nelle vigne abbastanza durette e comunque anche in pianura c'era poco da riposare perché c'era sempre vento. La gara, insomma, abbiamo fatto un bel gruppetto di 4 dove ci davamo il cambio abbastanza regolarmente, chi più chi meno, e nel finale insomma ci siamo veramente divertiti, un bellissimo arrivo. Grazie, ciao! Prima gara finita, tutto è andato a buon fine, questo è l'importante, tutti gli atleti si sono divertiti, abbiamo avuto un buon feedback per quanto riguarda il percorso, le difficoltà, 130 partecipanti scarsi, 126 per l'esattezza. Abbiamo fatto delle premiazioni, si sono divertiti, per cui direi che è molto positivo. Ringrazio anche l'AXI per averci dato questa possibilità, infatti siamo qui come il primo anno in AXI, speriamo di non deludere sia AXI ma anche i concorrenti per le prossime nostre gare. Prossimo appuntamento 8 aprile a Cormons con la cross country, 25 aprile con la marathon transfrontaliera e 15 giugno con la premiazione finale del trofeo e del campione provinciale AXI. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, Luca Martina, Bastioni Bike Palmanova. Siamo quest'oggi qui a Capriva, vedete alle mie spalle il castello di Spessa, meraviglioso, freddo, tanto freddo ma una bellissima giornata, ventosa, e sono qui per presentare quello che sarà la prima prova della trofeo Marathon AXI e della prova, sempre prima prova del trofeo Four Seasons, giunta al secondo anno. Partiamo domenica prossima a Palmanova. Percorso più o meno che ripeterà quello dell'anno scorso, sarà un po' più lungo per quanto riguarda il tracciato di lancio, andremo fino all'abitato di San Vito al Torre, sono dei drittoni su strade intrapoderali, le ho provate col Fabroni lunedì e veramente lì si raggiungeranno delle velocità elevate, scia a pieno per ritornare dopo a Palmanova. A Palmanova ci saranno 2 giri della cinta muraria con il best lap, il famoso best lap, la gara nella gara, tra le 2 poterne di Palmanova. Le poterne sono quelle gallerie che dal centro storico di Palmanova portano sotto nel fossato, e ovviamente una si percorrerà in salita, quella di Autovie Venete, che per chi viene a provarlo non è possibile entrare per ovvi motivi perché c'è il portone chiuso, ma ovviamente sarà aperto il giorno della gara. E si scenderà dalla poterne dell'asilo, quella dove c'è il parco dell'aviatore vicino alle scuole medie. Molto apprezzato, abbiamo già visto che c'è la traccia, addirittura potremmo tirare via le frecce perché c'è già la traccia di tutti i biker che sono venuti a provarli in questi giorni, e le novità, diciamo, non ce ne sono, le sapete anche voi com'è la modalità del Four Seasons, vincitori di tappa delle varie categorie, under 60, over 80, over 100, mista, woman, e i vincitori del famoso, come ho detto adesso,
best lap. Cosa dire di più? Sinceramente ho provato a vedere il meteo anch'io oggi e mettono bello. Speriamo che Dio Febo, il sole, ci baci quest'anno perché veramente abbiamo bisogno. Vi aspetto domenica prossima a Palmanova per la prima Palmanova Bike Marathon. Grazie. Immagino che dopo questi 56 km di Palmanova come apertura della stagione marathon non sono da sottovalutare, è vero? Siamo partiti un po' ad handicap, le griglie dietro, poi pian pianino ci siamo scaldati e la gamba girava bene nonostante un po' di fango, giusto un attimino, adesso ci buttiamo con il fiume alle Valci e bene così, siamo molto contenti, abbiamo tenuto bene il ritmo, un ottimo gioco di squadra, lui ha tirato quando l'ho dovuto tirare lui, io ho fatto il mio dovere poi alla fine, tenendo un passo costante ma sempre deciso, bene così, un'ottima vittoria di squadra. Non è la prima gara, la marathon che fate a coppia oppure avete già partecipato ad altre manifestazioni di questo genere?
L'anno scorso abbiamo partecipato alla Four Island, che è una gara a tappe, ci sono 4 tappe sul Cornero, dove partecipano anche squadre elite. Ci siamo classificati settimi assoluti con dei difetti, con delle forature l'ultimo giorno, se no eravamo in lotta per il 6º posto. Oggi non ho nulla da aggiungere, penso che Milan ha detto tutto, una sofferenza veramente dalla partenza per recuperare sui primi e poi una gran lotta con i ragazzi del Feder Club. Appena li abbiamo superati ho aumentato 2 volte uscendo dalle curve cercando di fare subito un gap, un buco. La prima volta hanno ricucito, la seconda pian pianino siamo riusciti a creare un buco e man mano abbiamo aumentato questo distacco. Un bellissimo risultato, sono contento. Complimenti. Eccolo qui, ha visto che ti ha fatto bene il caffè che ti ho pagato? Com'è andata? Eravate primi al passaggio, e poi invece diciamo che non avete tenuto il ritmo dei vincitori, però mi sembra che la soluzione di queste marathon a coppie aiuta molto a portare a casa il risultato. Mi sbaglio o è vero? Vero, sì, una gara molto divertente, anche se per il piano può sembrare banale, ma invece è molto divertente e anche tecnica, direi. Dai. Siamo stati davanti 40 km e poi purtroppo ci è mancato un po' di fondo nel finale, credo. Comunque ottimo risultato di squadra. Bravo. Marcello, a te è divertita Palmanova? Sì, Palmanova è sempre bella, è una gara stupenda, devo ringraziare il mio compagno di squadra che se non era per lui a quel ritmo lì mi sa che non riuscivo a farcelo e niente, insomma è stata stupenda, contenta del risultato. Grazie, adesso vi aspetta la doccia presso il polisportivo. Complimenti a Silvio e complimenti a Hans Jorg. Tu conosci già Palmanova perché mi pare che hai vinto anche al duathlon, se ti ricordi, pertanto ormai sei un fedelissimo qui di Palmanova. Tutto bene quest'oggi? All good in Palmanova? It was a very good race. It was very hard because in Austria we have a lot of snow and it's just for us not so easy. Ha detto che era bella la gara di Palmanova, non so, me lo sto inventando, comunque credo che sia stato quello il significato di quello che ha detto Silvio. Diciamo che tanti mi stanno dicendo che Palmanova non è da sottovalutare, soprattutto anche come inizio stagione 56 km si sentono, è vero o no? No, è vero, è una gara abbastanza impegnativa, insomma. Insieme alla gara prima c'è da darci dentro, insomma. La facciamo più corta o manteniamo questi chilometraggi? No, va bene così, dai. Se lo dici te. Sì. Buongiorno, sono Giacomo Alessandro. Marco Agricola. Lui è mio compare. E oggi abbiamo deciso di correre insieme in quanto siamo amici da una vita. Bravi. Niente, veniamo da Belluno, bella giornata, oggi abbiamo avuto una fortuna sfacciata perché ieri pioveva, domani mettono pioggia, oggi bello, meglio è così. Vanno a chiudere la gara. Domani lui non avrà più una squadra perché ha su la divisa sociale della mia squadra e quindi ci festeggia stasera per dimenticare lui, io per festeggiare. Benino, siamo arrivati quinti. Bello, 56. Tutto sommato scorrevole nonostante le piogge, un po' di fango all'inizio ma insomma neanche male. Ciao, Alessandro Gava, Mauro Manuel, Kiko Steam, gara stupenda oggi, tempo ideale, terreno perfetto, anche se un po' di fango nel trasferimento, ma tutto perfetto. Un bravo a lui che ha tenuto duro, non essendo tanto allenato adesso, quindi più bravo lui che ha fatto più fatica che non io che sono più allenato adesso. No, buon, complimenti anche al mio compagno, ha fatto una bella gara. Mi spiace non aver tenuto i ritmi di inizio gara, ma dopo un'ora 10 mi si è spenta la luce. Bene, tutto a posto, resta gara bella, posto così. Bene, anche oggi è andata, no Chiara? Sì. La prima del Four Seasons è andata, complimenti agli organizzatori, hanno fatto un percorso veramente spaziale, ci siamo divertiti tantissimo. Fango poco si vede, no? Comunque è una meno del solito. Sì, è vero, meno dell'anno scorso, dai, è una bella battaglia, il sole oggi ci ha veramente accompagnato per 2 ore e mezza. Complimenti veramente a tutti, complimenti, è stata veramente una bellissima manifestazione. A presto, ciao, ci vediamo alla seconda tappa a luglio, 1° luglio alla Vertical Ring, poi ricordatevi la terza tappa a Comelico e la quarta tappa da noi a Lignano il 21 ottobre, Lignano Bike Marathon. A presto, ciao!
Buongiorno a tutti, Luca Martina, Bastioni by Palmanova. Abbiamo cominciato a pedalare per le marathon, prima prova per il trofeo 2018 Marathon Axi, prima prova per la seconda stagione del Four Season, la prima delle 4 manifestazioni che ci vede prendere parte al secondo anno del trofeo Marathon a coppie. È stato un successo, finalmente quest'anno il sole ci ha baciato tutti i 400 biker presenti a Palmanova all'incirca tra gli agonisti e gli escursionisti. Per noi è stata una grandissima soddisfazione, infatti vanno a tutti loro, dal primo all'ultimo, i nostri ringraziamenti. È doveroso ringraziare da parte mia tutti i componenti della Bastioni Bike che si sono prodigati per realizzare al meglio questa manifestazione. Abbiamo ricevuto grandi complimenti, vedo che sta passando qua dietro le spalle dell'operatore l'amico Davide di Colfiglio, che ci hanno veramente aiutato dall'inizio alla fine, supportando anche qualcuno che era rimasto in crisi di energie, è vero Barba? E diciamo che, come ho detto, abbiamo avuto i complimenti anche per quanto riguarda il percorso, l'abbiamo leggermente rivisto perché Palmanova non è che la puoi modificare ogni anno, il percorso ormai si conosce quello che è. Siamo stati anche graziati per quanto riguarda il fango, non ce n'era più di quel tanto. Prossimo anno vi prometto che non metto la boschetta, è il secondo anno che l'abbiamo fatta, che l'abbiamo proposta, ma ci siamo resi conto che non è una cosa fattibile. Vedo passare dietro l'operatore per un'altra volta la Pink Lady Anna, va un ringraziamento anche a loro perché senza di loro non riusciremo a realizzare questa manifestazione. Ringraziamenti di nuovo a tutti, alla Polizia Municipale di Palmanova, all'Axi Ciclismo Udine, a Sport Cube che ci ha aiutato con i suoi integratori, alla Croce Rossa, ai CB, a Massimo che ci fa tutte le riprese e a tutti quanti, magari ne dimentico qualcuno e gli chiedo scusa. Grazie e mi viene da dire a questo punto appuntamento per quanto riguarda la seconda prova del trofeo Marathon a coppie a Tarcento, organizzazione Chicosis a cura di Giancarlo Chitaro. Ecco, Giancarlo va ringraziato così come la sua signora Pia, erano presenti quest'oggi a darci una mano qui a Palmanova. Un saluto a tutti voi e grazie a tutti. Thank you.